Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Enrico Muraz in diretta, grazie alle immagini di Andrea Farri dal Palacus di Cagliari per raccontarvi la sfida valevole per la 13ª giornata del girone G di Serie B di pallavolo maschile fra il CUS Cagliari ed il Marino Pallavolo. Le due squadre rispettivamente, il CUS a sinistra, il Marino a destra. CUS in maglia rossa, pantaloncini bianchi, il libero maglia blu e pantaloncini bianchi. Dall'altra parte il Marino con i liberi, maglietta e pantaloncini arancioni. Invece il resto dei giocatori maglia blu e azzurra, pantaloncini azzurri. Andiamo adesso a elencare i giocatori che si sfideranno in questa partita. Per il CUS col numero 1 Boesso, numero 2 Enna, numero 3 Latimi, numero 4 il numero 5 scusate Amendola, il numero 6 Vitali, il numero 7 Cassaro, il numero 8 Delia, il numero 10 Muccione, il numero 11 Floris, il numero 12 Sartiani, il numero 13 Seu, il numero 15 Calarco, il numero 17 Durante, il numero 18 Menicali. Dall'altra parte col numero 1 Murante per la Marino Pallavolo, col numero 2 De Marzi, col numero 4 Finauri, col numero 7 col numero 7 Martucci, col numero 8 Cocuzzone, col numero 9 Peduzzi, col numero 10 Basili, col numero 11 Kubasek, col numero 14 Forcina, col numero 15 Anelluce, col numero 33 Telasio. Il mister 1 e il mister 2 Simone Amendola per il CUS Cagliari, l'allenatore 2 Giuseppe Franco, il dirigente accompagnatore Roberto Merigioli. Per quanto riguarda l'allenatore 1 e l'allenatore 2 per la Marino Pallavolo, Francesco Rosini e Stefano Bazzana. Vediamo che andrà la prima battuta, si attende il fischio dell'arbitro 1 Marco Zunico, coadiuvato dal secondo arbitro Federica Varchetta. Formazioni che sono in momenti della stagione diametralmente opposti. Il CUS Cagliari è quinta con 26 punti in 12 giornate, frutto di 8 vittorie e 4 sconfitte. Dall'altra parte una Marino Pallavolo 12ª con 25 punti in 12 giornate, frutto di 2 vittorie e 10 sconfitte. Si attende la prima battuta sarà per la Marino Pallavolo. Attendiamo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Battuta e palla addirittura in palleggio e subito il primo punto con la schiacciata di Seu. Quindi subito battuta che andrà al CUS Cagliari, andrà il numero 12 Sartirani a battere. Durato poco il possesso per la Marino Pallavolo. Battuta blanda, no, senza forza. Vediamo adesso qua Sartirani, risposta di Cocuzzone, palla alzata dall'altra parte. È difettoso il muro del CUS, 1-1. Andrà a battere ancora la Marino, stanno alternando in questa prima fase le due squadre. Palla che non riesce a superare però la rete di Finauri. Allora palla che si spegne sulla rete, 2-1 per il CUS. Andrà a battere Calarco. Vediamo Calarco altissimo e fortissimo. Bene anche la seconda linea della Marino. E ancora difettoso il muro che non riesce a deviare la schiacciata di Finauri. E allora 2-2. Ancora la Marino in battuta, stavolta passa sempre in palleggio, palla alzata per l'opposto, tenuta in gioco da Cocuzzone. Palla ancora andata in palleggio dall'altra parte, palla alzata per l'ottima schiacciata, tiene ancora la Marino in palleggio, salvataggio ottimo ma non riesce il CUS a mandare il pallone dall'altra parte. E ancora punto per la Marino, 3-2
il parziale per la squadra ospite. Dicevamo una Marino con 12ª con 7 punti in 12 partite. Qua la battuta, bene, il libero è troppo alta, troppo lunga la schiacciata, ma è stata toccata dal muro della Marino. E allora di nuovo 3-3 per la squadra di Cagliari, che ora è di nuovo in battuta con Enna, il numero 2. Enna va a lungo, trova la seconda linea della Marino, palla alzata e la schiacciata, trova l'unico angolo scoperto della formazione di Cagliari. 4-3 il parziale. Ancora Marino pallavolo in avanti. Le indicazioni di dell'allenatore Francesco Rosini. Andrà ancora la Marino a battere. Lunga la battuta, bella la risposta di Vitali, palla alzata verso l'opposto, ottima anche il muro della Marina, ancora palla alzata, stavolta lì indietro c'è comunque Cocuzzone, ancora l'alzata per la schiacciata con il muro, efficace da parte del CUS, parità 4-4, efficace questa volta il muro, Erto dalla formazione in maglia rossa. In un punto precedente era stato difettoso, stavolta invece è ottimo. Con il CUS in battuta, palla alzata dopo la respinta della seconda linea, comunque riesce in qualche modo a cavarsela, ancora palla alzata verso l'opposto, palla fuori, non tocca il muro e allora 5-4 rimette la testa in avanti il CUS Cagliari. Menicali col 18 ancora a battere. Menicali trova ancora la seconda linea della Marino, palla alzata dall'altra parte, ottima il bugger di Enna che non riesce però ad alzare quanto basta il pallone per permettere l'intervento di un suo compagno. E allora 5 pari il parziale. Andrà Forcina col numero 14 per la Marino pallavolo a battere. È uscito, abbiamo visto Cocuzzone, ottima sulla schiacciata, violentissima il bugger della seconda linea in misunderstanding fra Telasio e Finauri per chi deve andare a prendere il pallone vagante. Alla fine non va nessuno, 6-5 per il CUS Cagliari, che andrà adesso a battere rincorsa molto lunga per il giocatore del CUS. E col mancino riesce comunque a trovare la seconda linea avversaria. Stavolta il muro del CUS difettoso si apre sulla schiacciata, bella angolata della Marino. E allora 6 pari ancora il parziale. Una partita che in questo primo set non ha un padrone. Entrambe le squadre stanno sfidando colpo su colpo. Una Marino in difficoltà ma molto giovane, che sta tenendo testo una squadra navigata come il CUS. Una battuta bellissima, anche con un pizzico di fortuna per la Marino. Tocca il nastro, nessuno della seconda linea del CUS riesce a tenerla in gioco. Allora 7-6 per la Marino. Fischiato Marco Zunico, il primo arbitro. Stavolta però troppo lunga la battuta di Anellucci. Fortunato prima, in precisora il numero 15 della Marino. Palla che arriva il numero 1, palla che arriva a Boesso. Sarà lui incaricato di battere. Si accendono gli animi in questo CUS Cagliari Marino pallavolo. Entrambe le panchine
stanno cercando di dare la carica ai propri giocatori. Attende Boesso il recupero di un pallone in campo. Andrà ora a battere, se la alza e la manda sulla seconda linea, non può nulla. Anellucci, anche volendo, si scontra col suo mister. La difesa della seconda linea arriva dietro la panchina della Marino. E allora 8-7 il parziale. Sempre Boesso in battuta. Boesso trova la respinta della seconda linea, la schiacciata bellissima di Anellucci, il numero 15. Ancora una volta muro non perfetto del Cus, ancora una volta il numero 15 in schiacciata non perdona. Ancora parità, ancora 8-8. E soprattutto Marino in battuta, i componenti della panchina incoraggiano il battitore, che però non riesce a trovare neanche la linea rossa del campo. Palla che si spegne oltre. 9-8, di nuovo in vantaggio il Cus con Sartirani in battuta. Il numero 12 trova Cocuzzone, bagger così così, però bello come è stato alzato, tenuto magistralmente in campo. Qua troppa fretta nella Marino, che non gioca dopo un salvataggio incredibile della prima linea del Cus, dopo ancora una volta un muro così così. Ancora Sartirani in battuta, trova la seconda linea con un palleggio e poi inchioda la schiacciata. Boesso rimane impietrito, non può nulla, non può neanche abbozzare una reazione. 10-9 il parziale per il Cus con la Marino in vantaggio. La battuta ancora in palleggio con Bosse, schiacciata dove il muro formato da Finauri e Forcina non riesce a contenere la schiacciata di Calarco, che la inchioda nell'angolo, ed è 10 pari. No, come 10 pari, perché punto per il Cus Cagliari. Sbagliato la rotazione qua il Cus. Allora, punto per la Marino pallavolo. Ancora a battere la formazione di ospite. Sono contate se le rotazioni della Marino fossero corrette. Adesso si può battere, c'è il fischio del signor Marco Zunico, il primo arbitro. Battuta che supera la rete e trova però Boesso. Palla alzata da Seu e il pallonetto su cui riesce in qualche modo la prima linea. E poi una schiacciata bellissima ancora con Boesso, altro pallonetto, e trova sempre la seconda linea dietro il muro. Palla alzata dall'altra parte, un muro che funziona da parte di Menicali e Calarco. Ed è 11-10 per il Cus. Violentissima la battuta, bello il bagger a liberarsi. E poi ancora una schiacciata di Forcina a trovare un'indecisione fra Boesso e mi è sembrato Enna, infatti il numero 2 Enna. Sono andati entrambi, nessuno però ha colpito il pallone. Allora è ancora parità,
ancora Marino, pallavolo in battuta. Boesso, palla alzata per la schiacciata. Bella, 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 bella del numero 18 di Menicali, che trova una zona del campo libera dove non ci sono maglie blu. E allora 12-11 per il Cus con Sartirani, con le sue ATN, il numero 2, non il numero 12, in battuta. Enna, fortissimo. Cocuzzone si sdraia, palla alzata in bagger dall'altra parte, incrociata la schiacciata, saltato il muro, preso in controtempo sia Enna che Calarco. 12 pari, prova a incoraggiare i suoi vitali, il numero 6, tenendo anche maggiore attenzione perché questi sono punti che il Cus sta buttando. Ancora la Marino, lunga, bello proprio Vitali, palla alzata dall'altra parte per la schiacciata. Muro difettosa ancora, Telasio non può farci nulla dall'altra parte, deviazione nel proprio campo. E allora 13-12 per il Cus Cagliari. Primo set che però ancora non è un padrone indiscusso. Va Menicali, il numero 18, bello, la respinta di Cocuzzone dopo che il pallone ha toccato il nastro. Boesso trova la seconda linea, impalleggia, palla alzata proprio per la seconda linea, ma c'è infrazione. E allora punto per il Cus, che adesso può provare a prendere il largo, più 2, 14-12. C'è mai stato un... Va Menicali a battere, trova Telasio, palla alzata proprio per il numero 33, il muro la tocca, il muro del Cus la tocca, deviazione, palla fuori. 14-13 per il Cus, ma battuta per la squadra ospite. Con la Marino in battuta, bella respinta di Enna. Mamma mia, Seu cosa si inventa in no look, se mi passate il termine, senza guardare, anziché alzarla la tocca, sorpresa, sorpreso il muro della Marino, sorpreso anche la seconda linea del Marino. 15-13, di nuovo più 2, proprio Seu a battere col mancino, trova la seconda linea in bagger, palla alzata, la schiacciata, così il muro. Seu ancora dall'altra parte per Boesso, violentissimo su Cocuzzone che non può farci nulla, palla che arriva addirittura sugli spalti. È stato chiamato un time out per la Marino, spot per noi. Ex di nuovo in diretta dopo il time out chiamato dalla Marino, pallavolo. Cus che sta prendendo adesso il largo dopo una prima parte di set in perfetto equilibrio. Proprio il Cus in battuta con Seu, che con una magia ha trovato il 16° punto per i suoi. Cocuzzone, palla alzata, infrazione ancora da parte della Marino. E allora punto per il Cus, che in questo momento veramente sta prendendo il largo. Cus che ha una media di vittoria di set con 29 set vinti e 12 persi. Viceversa invece per la Marino, che ha 12 set vinti ma 33 persi. Vediamo se arriverà il 34esimo in questa partita. Qua brutto il bugger di Seu in seconda linea sulla schiacciata
della Marina, arrivata dal lato destro del campo della squadra ospite. Ancora i giocatori in panchina della Marina a incitare i compagni. Qua tocca no, sembrava avesse toccato la linea la battuta di Anellucci, palla che secondo l'arbitro è uscita, e allora 18-14 per la squadra di casa con Boesso a battere. Boesso tocca il nastro, smorza un po' la violenza della sua battuta. Il muro comunque regge sulla schiacciata, su una prima schiacciata, non sulla seconda di Telasio. Comunque riesce in qualche modo il Cus con Vitali a tenere in campo il pallone. Ancora altro salvataggio magistrale della prima e della seconda linea del Cus. Palla alzata, bello questo scambio, bello anche Vitali in qualche modo. La schiacciata trova la seconda linea con Anellucci, palla ancora alzata, ancora Vitali che sta tenendo bene il campo. Un bellissimo scambio preso in controtempo Cocuzzone. Dopo la schiacciata e la deviazione del muro, il numero 8 non può farci nulla nonostante un tentativo in extremis, lanciandosi sul parquet del Palacus. Non può farci nulla, e allora (19-14) per il Cus Cagliari, che è in battuta con Boesso. Trova Finauri, palla alzata dall'altra parte per Anellucci, troppo lunga la sua schiacciata. Altro time out richiesto dalla Marino Pallavolo, altro spot per noi. Eccoci di nuovo in diretta dopo il time out chiamato ancora una volta dalla Marino Pallavolo. Una Marino in difficoltà dopo aver tenuto botta per una prima parte di set. Dopo aver tenuto botta per una parte di set, adesso il Cus Cagliari è scappata più 20-14 con Boesso in panchina, 4 punti per il set point. Bene Finauri, palla alzata anche bene per Anellucci, la schiacciata però di Calarco è troppo forte per la seconda linea e per il muro della Marino. 21-14, meno 3 per il set point. Ancora Boesso in panchina, scusate, alla battuta ovviamente. Palla fuori, dicevo. Vorrei invece dire che la panchina, questo sì, della Marino Pallavolo sta continuando a incitare i ragazzi in campo nonostante il parziale di 21-15, con anche sempre con stavolta la Marino in battuta. Palla che supera la rete e trova Vitali. C'è anche la schiacciata di Sartirani, il numero 12. No, stavolta scusate, è Calarco il numero 15 a trovare la linea rossa perfettamente, non può farci nulla Cocuzzone, che sta comunque provando a tenere in partiti i suoi, incitandoli. Il libero in maglia e pantaloncini arancioni.
Va Sartirani, palla alzata dall'altra parte con la bellissima schiacciata di Finauri in diagonale, sul quale il muro del Cus non può fare nulla. Esce Cocuzzone. Batte ancora la Marino, trova sempre Vitali e palla fuori. Stavolta la schiacciata di Sartirani non trova il perimetro rosso. Sempre allora Marino in battuta. 22-17, qua la lascia all'ultimo Boesso, trova veloce, trova bene Enna, qua male il muro della Marino. Bella invece la schiacciata di, mi è sembrato Seu. 23-17 per il Cus Cagliari in battuta con Calarco, il numero 15, va a battere. Palla però che esce. E allora 23-18 con battuta per Forcina, il numero 14. Forcina tocca il nastro, trova pronto il libero, ma c'è stato un tocco, infrazione del muro che tocca la rete, che, se riuscite a notare, si sta ancora muovendo. Allora 7 point per il Cus Cagliari, 24-18, si è in carica della battuta Enna. Va Enna, trova Telasio, palla alzata verso Anellucci, che trova il 24-19. Il tocco del muro è decisivo sulla schiacciata del numero 15, che prova a dare ancora un minimo di speranza ai suoi, anche se veramente molto molto deboli. Finauri a battere, il numero 4. Va Finauri, lunghissimo. E allora 25-19 finisce il primo set con una vittoria per il Cus Cagliari. Cambio campo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci di nuovo in diretta, amici di Directa Sport, per CUS Cagliari Marino Pallavolo. Primo set a tratti in equilibrio, poi dominato dalla squadra di Cagliari, che ha vinto col parziale di 25-19. Quindi è arrivato il 30° set vinto in questa stagione per il CUS. Dall'altra parte è arrivato il 34° perso per la Marino Pallavolo. In battuta il numero 12 del CUS, in battuta Sartirani. Vedremo l'esito della sua battuta. Non va, molto lontano il numero 12, trova la rete, e soprattutto il Marino Pallavolo trova il suo primo punto di questo set. 1-0 per la squadra ospite. Palla a trovare Boesso, palla alzata dall'altra parte proprio per Sartirani, che si riscatta subito. No, scusate, era Calarco, il numero 15, quindi non si riscatta Sartirani, però gli toglie le castagne dal fuoco il suo compagno, il numero 15. Calarco con una splendida schiacciata in diagonale, si alza il pallone, va lunghissimo, non trova Cocuzzone il bugger per salvare il pallone. Allora 2-1, subito passato in vantaggio il CUS Cagliari. Vediamo se riuscirà a dominare questo set, cosa che non gli è riuscita nel primo, solo dopo che è crollato in realtà la Marino. Stavolta Cocuzzone bene, palla che si impegna, ancora alzata dall'altra parte per la schiacciata, 2 volte ingiocabile Menicali sotto rete. Prima colpisce con la schiacciata in maniera ovviamente fortuita un avversario al volte, poi successivamente, dopo che comunque la prima linea della Marina è riuscita a mantenere il pallone in aria, diciamo così, e con l'altra schiacciata è riuscito a ribadire per il 3-1. Ancora Cocuzzone bene, che sta tenendo benissimo il numero 8, ma c'è un'infrazione, invasione di Basili, mi è sembrato, il numero 10, e allora sarà 4-1, quindi più 3 per il CUS. Che va, la battuta trova però il bugger della seconda linea, forse avrà male agli avambracci dopo questa battuta il numero, mi sono dato sempre Cocuzzone. Intanto qua ottimo il tocco di Basili in schiacciata, che riesce a trovare un pertugio fra la prima e la seconda linea del CUS, e soprattutto riesce a trovare il punto per il 4-2. Va proprio il numero 10 Basili in battuta. Basili lungo, trova però la rete il numero 10, rincuorato da tutti i suoi compagni, più 3 adesso per il
Kus 5-2 il parziale. Ancora Kus in battuta, sempre Cocuzzone in bagger, palla alzata, il tocco, forse tocco alla rete, non secondo l'arbitro dalla seconda linea, violentissimo Calarco che piega la resistenza in bagger tentata dalla seconda linea della Marino che chiama il time out, e allora spot per noi. Eccoci di nuovo in diretta proprio sul fischio che sancisce la fine del timeout con un Kus a +4 di margine in questo momento sulla Marino Pallavolo, che sta stentando in questo inizio di secondo set. Bene, invece nel primo set, lo ricordiamo, ha perso 25-19 tenendo comunque botta contro la squadra più in alto in classifica, 7 posizioni sopra. 12° il Marino, quinto il Kus. Intanto un ottimo muro di Menicali e Seu riesce a respingere la schiacciata dell'opposto della Marino Pallavolo. Battuta per Enna che va a lungo, trova Cocuzzone, palla alzata all'indietro, ancora ottimo il muro, stavolta di Menicali e Boesso, da interdire un'altra schiacciata, stavolta mi è sembrata Nellucci, quindi 8-2 +6 in questo momento, un match che sembra abbastanza agevole per la squadra di casa. Sempre con il numero 2, sempre con Enna in battuta lungo, stavolta Finauri col bagger, stavolta il muro è tenuto in piedi da Vitali che riesce in un secondo tempo a tenere il pallone in campo, palla alzata ancora verso Finauri con l'avambraccio, addirittura mi è sembrato proprio Enna, palla che poi finisce fuori dopo proprio il colpo del numero 2 che non è riuscito a tenerla in campo successivamente. 8-3. Sempre con i compagni della panchina della Marino che incitano i propri compagni. Qua bello in tuffo Vitali, palla alzata verso Boesso e il muro però di Forcina e Anellucci non riesce a ribadire in campo il pallone, e allora 9-3 +6 di nuovo per la squadra di casa. Andrà proprio con Menicali a battere. Numero 18 tocca il nastro, riesce comunque a tenerla in campo con un pallonetto bello. Il tentativo della Marino, bella anche la schiacciata di Enna che trova però di Calarco che trova però la rete, e allora 9-4 per il Kus con la Marino in battuta. Che trova Enna dall'altra parte, forte Calarco, il muro non riesce a opporre un'adeguata resistenza, e allora 10-4 di nuovo +6 per la squadra di casa con Seu in battuta. Il numero 13 va Seu, trova
Basili, palla alzata dall'altra parte per Anellucci che apre le braccia come per dire oggi non entra una, il suo diagonale esce. 11-4 più 7 per il Cus Cagliari, ancora con Seu in battuta. Seu che trova Finauri, schiacciata di Calarco a inchiodare ancora il pallone a terra. 12-4. Sembra essere crollata anche psicologicamente la Marino, che viene in effetti da una sconfitta per 2-3 contro il Pallianus Volley. Altro muro per la coppia Sartirani Calarco, 12-15 rispettivamente. Non riesce ad abbozzare una risposta la Marino, che fa uscire il numero 33 Telasio, fa entrare il numero 11 Kubascek per provare a dare una spinta in più ai suoi. Cocuzzone riesce a tenerla in campo Anellucci, poi dall'altra parte Basili, palla alzata, poi non può nulla, è andato il solo Finauri a fare muro, non può farci nulla Cocuzzone. Ottima la schiacciata del Cus, cambiano anche i liberi, entra Martucci posto di Cocuzzone, molto giovane la Marino pallavolo. Basili, palla alzata, l'ottima schiacciata di Finauri, il numero 4, a provare a dare nuova verva alla sua squadra. 14-5, un qualcosa di disperato, meno 9 la Marino dal Cus, però ci può sempre provare la squadra ospite. Bella la risposta qua della seconda linea e c'è un altro punto. 14-6 per il Cus, sempre con però la Marino in battuta. Ottima qua la risposta di Boesso, che va anche a schiacciare, schiaccia sulla linea. 15-6 per il Cus, con un cambio esce Boesso ed entra il numero 17 Durante. Andrà proprio lui subito a battere. Durante trova Forcina dall'altra parte, il tentativo di Anellucci trova la seconda linea del Cus e qua il punto è per la Marino, si lamenta Calarco. 15-7 per il Cus, con Kubascek in battuta, il numero 11. Questa battuta non va oltre la rete. 16-7. Altro cambio, esce Sartirani e al suo posto entra per battere numero 8, entra Delia per battere. Delia riesce a superare la rete, mentre la schiacciata di Peduzzi non riesce a superare il muro del Cus. 17-7 per la squadra di Cagliari, per la squadra di casa.
ancora Delia, palla troppo lunga, troppo lunga la sua battuta. 17-7 per, no, 17-8 scusate, per la squadra di casa, con però la Marino in battuta che avviene in questo momento. Enna così riesce Vitali ad aiutarlo, palla dall'altra parte in bagger, soprattutto alzata, non può nulla il muro, ancora Vitali a tenere tutto in discussione, pallonetto tentato poi da Sartirani da Calarco senza successo. Stavolta il muro, Menicali, Calarco non può fare nulla. Palla che finisce fuori, battuta ancora per la Marino pallavolo. 17-9 il parziale. Enna in bagger a respingere la battuta, qua forse Menicali tocca il nastro, non ne secondo l'arbitro. Altro punto, ottimo, in schiacciata, con un tentativo del Cus di riparare sulla battuta, sulla schiacciata scusate di Finauri, il numero 4. 17-10, meno 7 adesso per la Marino, che arriva in doppia cifra. Ancora palla però stavolta che esce, sembrava un attimo in confusione il Cus. È finito il forcing, diciamo così, della Marino. Bene qua Martucci su una violentissima battuta da parte di Calarco, proprio a lui ancora schiacciato. Un ottimo muro qua della Marino. 18-11, di nuovo a meno 7. Mamma mia, il muro è stato erto dalla formazione ospite, bellissimo. Basilia a battere, il numero 10 trova il bagger di Durante e invece trova ancora l'opposizione del muro. Ancora Enna, qua ingannato dal giro che ha preso il pallone Finauri. 19-11 più 8 per il Cus. Con Enna in battuta, non trova neanche stavolta il campo opposto, trova invece la rete ed è 19-12 per il Cus, con la Marino in battuta. Bella battuta che trova il bagger di Enna, dall'altra parte Durante in pallonetto, Basili bene a tenere il pallone, qua forte Anellucci, trova risposta ancora Durante, piega il muro di Anellucci e Forcina. Trovando un punto, 20-12. Meno 4 per la vittoria di questo set, oltre al punto che deve essere fatto in questo momento. Durante, superata la prima linea, non la seconda, qua altissimo, salta Kubastek, il muro tocca il pallone che finisce fuori. 20-13, meno 7 per il Cus, con però Forcina in battuta, il numero 14. Supera la rete, trova però il bagger di Enna in seconda linea, palla alzata, è bello
il muro. Kubacek in qualche modo anche Forcina dall'altra parte, la inchioda Finauri alla fine e punto per il Cus. 21-13 dopo un bello scambio, errori di Kubacek che si è piantato in campo, non è riuscito ad andare a prendere il pallone. Seu sul punto di battuta, il numero 13 col mancino trova Martinucci in qualche modo, palla poi sempre in qualche modo andata dall'altra parte, bella la schiacciata di Calarco, il numero 15 che trova l'opposizione del muro. Time out per la Marino, spot per noi. Eccoci di nuovo in diretta dopo il time out chiamato dalla Marino. Pallavolo. Parziale, ricordiamo, 22-13 per la squadra di casa, il Cus, che ora è in battuta con Seu. Va Seu col mancino, tocca il nastro, riesce a tenerla però Martucci sbaglia la schiacciata arrivando dalla seconda linea la Marino. E allora 23-13, 2 punti per il set, per la vittoria del set per il Cus. Ace incredibile di Seu con un'indecisione cruciale fra Martucci e il suo compagno di squadra, nessuno è andato su quel pallone. Allora set point per il Cus Cagliari con Seu in battuta. Seu trova Martucci, in qualche modo Basili, schiacciata che trova sempre Seu, si l'ha avventato anche Calarco, schiacciata con Bagher in risposta di Finauri, palla alzata dall'altra parte verso Anellucci, la tiene lì, alzata ancora per Durante e su il punto che chiude questo set. 25-13, spot per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, bentornati in diretta per quello che potrebbe essere l'ultimo set di questa partita. Cus che avanti 2-0 nel conto di set, 25-19, 25-13. Il primo punto però di questo set se lo aggiudica la Marino Pallavolo, 1-0 per la squadra di Francesco Rosini e Stefano Vazzana, allenatore 1 e allenatore 2. Kubasek in battuta, il numero 11 trova il nastro ma trova anche Durante. Palla alzata per Enna, ancora Calarco, ancora Kubasek che però non riesce a indirizzare bene il suo bagger. Palla che finisce addosso. Un dirigente fuori dal campo. 1-1 il parziale. Seu in battuta, il numero 13 trova Martucci, palla alzata dall'altra parte per l'arrivo fortissimo di Anellucci. 2-1 per la Marino. Tocca solamente Delia ma non basta. Battuta allora per la Marino Pallavolo, trova Boesso addirittura in palleggio, la schiaccia, la inchioda Menicali nel campo, saltando altissimo ed è 2-2. Si è lamentato anche Basili per una possibile invasione, non c'è stata per l'arbitro 1 Marco Zunico né per il secondo arbitro Federica Varchetta. Qua però la battuta di Calarco non supera la rete ed è 3-2 per la Marino. La Marino in battuta, sempre Guesso andare in palleggio, schiacciata rimpallata bene dal muro e ottima la schiacciata anche del numero 4, ma qua fa più di 3 tocchi il Cus Cagliari. 2-4 fugge a più 2 e la Marino Pallavolo. Va Basili in battuta, palla alzata in palleggio dove c'è Finauri che la rimanda dall'altra parte, palla alzata per il numero 15 del Cus dall'altra parte, bene il disimpegno della Marina, altra palla alzata in palleggio, sempre Finauri, sempre anche lui in palleggio, palla dall'altra parte, bello il palleggio ma il salvataggio è miracoloso di Menicali. E il punto dopo un bellissimo scambio fra le due formazioni va alla squadra ospite con una schiacciata che trova l'unico punto non coperto dalla seconda linea del Cus, 5-2.
sempre Basile in battuta, il numero 10 tocca il nastro e trova bene Boesso. Palla alzata dall'altra parte, bella la schiacciata, trova bella anche il muro, altra schiacciata, palla che trova l'angolo, non coperto né da Martucci né da Kubasek. 5-3 per il Lamarino con Cagliari in battuta, con Durante in battuta. Può andare Durante, trova Martucci, bello si lamentano i giocatori della Marino per un presunto tocco della rete che non c'è stato, riaccorta le distanze, si rifà sotto il CUS, 5-4 per la squadra ospite ma con sempre Durante in battuta, il numero 17. Kubasek in palleggio, bello di Forcina, non solo però la seconda linea, bellissima questa serie di schiacciate, bene Martucci, meno bene Vitali che regala un punto alla formazione ospite, 6-4 per la Marino. Ancora in battuta, ace di Finauri, non va nessuno del CUS su quel pallone e allora 7-4, calata la concentrazione per la squadra di Simone Amendola e Giuseppe Franco. Ancora Finauri, bene Durante, palla alzata dall'altra parte per Boezzo, non ci arriva Martucci ed è 5-7. Menicali in battuta, il numero 18 trova Finauri, palla alzata, bello il muro con Seu che la gira dall'altra parte per Boesso, la schiacciata di Finauri va fuori, colpisce Simone Amendola, l'allenatore 1 del CUS. Sempre Menicali in battuta. Trova il nastro, trova soprattutto Kubasek, palla alzata proprio per il numero 11. La tocca Durante. Scusate, la tocca Menicali, non Durante. Allora, 8-6 per la Marino. Sempre Marino in battuta. Boesso, la schiacciata della Marino, non trova però niente se non il muro erto dal solo Seu, il numero, scusate, da Delia, il numero 8 che riesce a prendere il punto. Seu in battuta, trova la rete, scivola anche il numero 13. Chiede Boesso di stare calmo al numero 13. 7-9 il parziale per il momento. Forte Antelucci,
Male il muro di Kubasek. E allora -1 per il Kus. 8-9 contro la Marino Pallavolo. Ma Boesso in battuta. A trovare Martucci, palla alzata dall'altra parte con la schiacciata fortissima, bellissima di Finauri, sul quale Boesso non può nulla. E di nuovo -2 per il Kus. 8-10 con Kubasek in battuta. Va Kubasek, trova Durante, palla alzata ancora per il numero 17, il muro di 7 non va a buon fine, palla che esce ed è di nuovo -1 Kus. 9-10 con Delia in battuta. Numero 8 trova Martucci, palla alzata dall'altra parte per la schiacciata di Anellucci e soprattutto per il punto del Marino Pallavolo. 11-9. Va ancora la Marino in battuta. Trova Durante, palla alzata all'indietro che però è imprecisa per Calarco, palla che esce. E allora 12-9, -3 Kus. Sarà Marino in battuta. Durante, palla stavolta alzata verso Calarco, trova il muro Menicali con un pugno. 7, palla alzata per Finarco, la sua battuta trova il bagre e poi il palleggio e l'ottima risposta della Marino con un'ottima schiacciata, un ottimo giro palla della squadra di Francesco Rossini e Stefano Vazzano. Time out per il Kus, spot per noi. Rientrano i giocatori di Kus Cagliari e Marino Pallavolo con un Kus in difficoltà. 9-13 recita il parziale per la squadra ospite che sta avendo un exploit in questo terzo set. Dopo un primo combattuto per una parte, un secondo dominato dal Kus Cagliari. Bello la schiacciata di Menicali a rifare sotto, a rimettere sotto il Kus. -3 con Calarco in battuta. Numero 15. Calarco fortissimo, trova Martucci, palla alzata dall'altra parte verso Anellucci, ancora a punto su muro ancora impreciso delle Kus. 10-14 per la Marino con Basili in battuta. Basili trova il nastro, benissimo qua Vitali, è bellissimo però il muro di Finauri e Forcina che trova un punto importantissimo, +5 della Marino sul Kus che non riesce a reagire in questo set.
Basilin, battuta, trova Vitali, palla alzata da Seu verso Menicali, non può nulla Kubacek, e allora 11-15, meno 4 per il Kus con Durante in battuta. Va a lungo, trovare Martucci, poi la schiacciata di Anellucci, dall'altra parte palla alzata verso Boesso con una successiva schiacciata di Menicali, trova il meno 3, 12-15 per la Marino, che viene da 2 vittorie e che viene da 2 sconfitte consecutive. L'ultima vittoria risale alla partita contro il White Company St'Azzurra per 3-1, poi 3-0 contro il Nera Pio Arrio e 2-3 contro la S di Palianus Volley. Kubacek, palla alzata dall'altra parte verso Anellucci. Si agita anche il Palacus. 13-15, un Kus Cagliari che sembra aver ripreso le misure alla Marino. Time out e spot per noi. Eccoci di nuovo in campo dopo il timeout chiesto dalla Marino Pallavolo, che sta subendo il ritorno del Kus Cagliari. Durante in battuta ha inanellato una serie di punti la squadra di Cagliari, che l'ha portata a rifarsi sotto, a rifarsi a meno 2. Il bagger Martucci, palla alzata verso Anellucci, bene. Calarco, il suo bagger però finisce fuori dal perimetro rosso, e allora 13-16 per la Marino Pallavolo. Battuta secca, bene Durante, palla alzata verso Calarco, ancora tenuta in gioco da Vitali. Bello l'intervento di Martucci, peccato non il punto va dal Kus Cagliari. 14-16, meno 2. Con Menicali in battuta. Va il numero 18 a trovare però la seconda linea, e poi un'ottima schiacciata di Anellucci, palla alzata in pallonetto elegantissimo di Calarco, l'alzata troppo lunga, passo troppo lungo per il numero 15, che capisce di non poter schiacciare, allora la alza quel tanto che basta per superare il muro, per prendere in controtempo la seconda linea. Meno 1, 15-16 per la Marino con Menicali in battuta. Numero 18 trova però la rete, allora di nuovo a più 2, 15-17 per la Marino. Di nuovo in battuta, di nuovo a più 2. Boesso, palla bella per Calarco, trova comunque un bel muro
Bella anche la risposta di Vitali sulla schiacciata successiva, con un piede riesce a tenerla benissimo in campo. Ancora la Marino, il pallonetto sempre di Calarco, palla dall'altra parte il muro che la tiene in gioco ancora. Boesso trova Forcina, palla alzata dall'altra parte per Martucci, ancora palla alzata ancora per Boesso, l'ultimo tocco ed il gioco del muro della Marino. In 16-17 per il Cus Cagliari, esplode di nuovo il Palacus. Seu in battuta col mancino, la sua palla non tocca, la sua battuta non tocca la linea. 16-18 per la Marino, con Anillucci in battuta. Ma il numero 15, lunghissimo però. 17-18, nuovo meno 1 Cus. Palla fuori qua di Boesso, è andato in battuta. 17-19 per la Marino, pallavolo con Kubasek in battuta. Numero 11, palla che esce, esultano un po' tutti, caos, ma l'arbitro ha dato il punto al Cus. 18-19 con Delia in battuta, il numero 8. Va Delia, trova Kubasek, palla alzata verso Finauri, una schiacciata in diagonale che prende in controtempo Durante ed è 18-20, meno 5 per il set point, meno 7 per il match point per il Cus, meno 5 per il set point per la Marino pallavolo. Sempre in battuta Durante, l'alza per Calarco che cala, una bella giocata, una bella schiacciata, non può nulla qua il muro della Marino. E allora di nuovo meno 1, 19-20 col numero 15 con Calarco in battuta. Va Calarco violentissimo, trova Kubasek, palla alzata, il tocco del muro c'è stato di Menicali e Seu. Allora 21-19 per la Marino. Sempre Marino in battuta, c'è Vitali, palla alzata verso Calarco, ma è stata infrazione da parte del Cus. Allora 22-19, meno 3 Cus per riprendere la Marino, ma anche meno 3 della Marino per poter vincere il set. Time out per il Cus, allora spot per noi.
nuovo in diretta dopo il time out chiamato dal CUS Cagliari, con due cambi, fuori Seu e Calarco, dentro Enna con numero 2 e l'altro è numero 10 Muccione. Sempre in battuta la Marino. Boesso, palla alzata e la schiacciata di Menicali senza lasciare scampo agli avversari per il 20-22. Durante in battuta il numero 17. Va Durante, trova Martucci, palla alzata, ancora Martucci a tenerla in gioco dopo la respinta del muro, punto ancora per il CUS, 21-22, sbagliato Forcina nella schiacciata, forse anche infrazione, comunque 21-22, si infiamma il Palacus ancora, perché il CUS sta per fare una rimonta incredibile, ma onore ovviamente anche alla Marino Pallavolo, che ora ha chiamato il time out, quindi spot per noi. Eccoci di nuovo in diretta dopo il time out chiamato dalla Marino Pallavolo, perché la squadra ospite si trovava in un buon momento, ma ancora il CUS a rifarsi sotto a -1, 21-22. Durante in battuta trova ancora il muro, scusate, la rete, -2 adesso per la Marino per trovare la vittoria del primo set, -2 anche dal CUS dalla Marino. Vitali in qualche modo, palla alzata verso Boesso, non riesce Martucci nel bugger in protezione, forse gliela tocca anche Kubacek, non si capiscono i due che si spiegano ora. 22-23, un CUS che non vuole mollare la presa, una Marino che non vuole darla vinta così facilmente per 3-0 al CUS. Menicali in battuta, trova anche lui la rete, -1 al set point per la Marino Pallavolo, 24-22. Boesso, palla alzata per il numero 1 che trova il 23-24. Inizia l'azione e la finisce, altri due cambi dentro Sartirani e Calarco, fuori Enna e i due che erano entrati, Farene e Muccione. Eccolo qua, non è uscito Delia per far posto a Sartirani. Vediamo Seu se andrà meglio in battuta dei due che l'hanno preceduto, entrambi hanno trovato la rete. Seu supera la rete ma trova Martucci, palla alzata e vince il terzo set,
la Marino pallavolo 25-23. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Diretta Sport, eccoci nuovo in diretta, 2-1 il parziale dei set con la Marino che vuole provare nell'impresa, non riesce invece Boesso nell'impresa di tenere vivo questo pallone. 1-0 per la Marino che inizia il quarto set come aveva finito il terzo, ovvero sia con un punto. Battuta per la Marino che Enna riesce a tenere anche a schiacciare. Poi Basili, schiacciata del numero 10, trova però la seconda linea. La schiacciata errata però proprio di Enna. Ed è 2-0, è ripartito. La Marino come aveva finito, ripeto, il terzo set, ovvero sia facendo punto. E sognando, perché no, di riuscire a portare la partita dopo il tie break. La battuta per la Marino, Boesso, palla alzata dall'altra parte, con la schiacciata fuori di Calarco, 3-0. Cus che sembrava avere la partita in pugno e che ora si sta sgretolando. La battuta per la Marino, palla alzata dall'altra parte, schiacciata con il bugger, palla alzata in qualche modo Vitali e poi Enna, Kubasek la tiene viva, palla ancora alzata dall'altra parte, in qualche modo Seu, palla alzata poi ancora per Calarco che con la comodità del muro avversario riesce a ridare vigoria ai suoi 3-1. Cus in battuta che però finisce fuori di Calarco ed è 4-1. È diventato il Cus
molto impreciso nel battere le battute, scusate, la ripetizione. Ne batte veramente tante nel terzo set e ne sta sbagliando altrettante in questo quarto. Qua invece Menicali apre la sua schiacciata, trova l'unico varco per poter far passare quel pallone del 4-2 per la Marino, ma con il Cus Cagliari in battuta, con Enna in battuta il numero 2. Va Enna a battere, trova Martucci, palla alzata dall'altra parte, ma muro difettoso ancora, quello del Cus Cagliari, 5-2. Con la Marino in battuta. In qualche modo non si è capito bene come Menicali, poi palla alzata, ci arriva Seu a salvarle, poi la schiacciata fuori però ancora di Calarco, che non sta andando bene in questi ultimi set. Molti errori per ambo le squadre. Battuta fuori, qua questa della Marino, che prova a ridare con il Cus, che prova a risvegliarsi in qualche modo. È 6-3 di mezza allo svantaggio la squadra ospite. Battuta a trovare Martucci in Bagher, trova il punto Kubacek, toccato la squadra, il muro del Cus ha toccato questa palla che è finita fuori, e allora 7-3 per la Marino. Battuta che trova il Bagher di Boesso, palla alzata proprio per il numero 1. Kubacek a tenere il pallone in campo, Basili l'alza ancora Kubacek. Stavolta il muro è giusto. Stavolta il muro è fatto bene. 7-4. Seu in battuta per il Cus Cagliari. Trovare il Bagher di Martucci, ma soprattutto la schiacciata di Sartirani, che trova il 5-7. Sempre Seu in battuta. Trovare Martucci, palla alzata. Il Bagher tiene ancora vivo il pallone. Boesso non la tocca. Ora sì. Trova ancora il muro. Non riesce a salvarsi il Cus Cagliari. Ed è 8-5 per la Marino con Anellucci in battuta. Numero 15 in battuta, trovare il punto, la lasciano sia Boesso che Vitali. Forse è il primo errore del libero del Cus Cagliari. 9-5. Esce Seu, entra Muccione col numero 10.
Sempre Anellucci a battere il numero 15. Trova Enna. Palla alzata per... Palla alzata per Calarco, che riesce a trovare una bella traiettoria. Il bugger del mister Francesco Ronsini non vale. E allora 6-9 per la Marino Pallavolo con Boesso in battuta. Martucci, palla alzata dentro Kubasek, ancora Boesso non riesce a ribadire in campo il tocco. E allora 10-6 per la Marino. Kubasek in battuta, il numero 11. Provare Boesso, Vitali la chiama e la alza, ancora Vitali, in qualche modo bene Boesso che rischia di finire addirittura sulla panchina, per sua fortuna non la tocca nello slancio. Muccione, palla alzata per Sartirani, la tiene lì Martucci e c'è il punto sull'errore in schiacciata di Anellucci per il 10-7, 7 Cus, 10 Marino Pallavolo. Sartirani in battuta, va a lungo, trova Finauri che sbaglia il bugger e allora 8-10. Sartirani in battuta, il numero 12. Basili sbaglia ancora il muro del Cus che non sta funzionando a dovere e allora 8-11 per la Marino Pallavolo con 7 in battuta, il numero 5. Palla che esce, la chiama subito Enna e allora 9-11. Senza il tifo anche dalla tribuna del Palacus per la squadra di casa che deve riuscire a recuperare l'incredibile svantaggio. Qua bellissimo il tocco di 7, mi è parso, che scavalca il muro e inganna la seconda linea del Cus Cagliari. Alla fuori, la lascia qua Vitali, altro errore in battuta per la Marino Pallavolo, 10-12, meno 2 del Cus. N in battuta, il numero 2. Trovare Martucci, Boesso, palla alzata, ancora Martucci in bugger, palla dall'altra parte, punto per il Cus, la schiacciata di Finauri trova la rete e allora 11-12. Time out chiamato dalla Marino Pallavolo, spot per noi.
Eccoci di nuovo in diretta dal Palacus dopo il time out chiamato dalla Marino Pallavolo. Cus Cagliari, Marino Pallavolo 11-12, 2-1 il parziale di set vinti. Enna in battuta, il numero 2 trova Martucci in bagger, palla alzata dall'altra parte, riesce a tenerla in campo Anellucci, altro muro bellissimo di Boesso per il 12 pari. Cambi fra le fila della Marino, esce con il numero 10 Basili ed è entrato in campo numero 1 Murante. Sempre Enna in battuta. Enna in battuta, Martucci in qualche modo la tocca il muro sulla schiacciata di Kubacek e allora 13-12 per la Marino Pallavolo che torna in battuta. Finauri in battuta per la Marino. Palla che esce, la lascia Boesso, la lascia Vitali, 13 pari. Con Menicali in battuta, il numero 18. Va Menicali a trovare Murante, palla alzata dall'altra parte per la schiacciata di Anellucci che non trova il campo, il delimitato dal nastro rosso. E allora 14-13 passa per la prima volta in vantaggio in questo set il Cus. Parte Menicali a trovare Anellucci, palla alzata dall'altra parte verso proprio il numero 15, ancora fa buona guardia il muro del Cus Cagliari. Time out per la Marino Pallavolo, spot per noi. Eccoci di nuovo in diretta, amici di Directa Sport, con il Cus che è andato a 2 lunghezze di vantaggio sulla Marino Pallavolo dopo aver passato tutto il quarto set in svantaggio, con Menicali in battuta che trova Martucci, palla alzata dall'altra parte, arrivava dalla seconda linea Finauri, palla del numero 4 che esce colpita dal muro del Cus. Allora 15-14 con la Marino Pallavolo in battuta. Trovare la chiama Vitali, palla alzata verso Boesso, tocca il muro della Marino. In palleggio non c'è nessuno, ci arriva Kubacek, schiacciata di
Sartirani senza successo, ancora Kovacekin, Bagher, palla alzata all'indietro in palleggio, c'è Sartirani, poi Muccione lungo, l'ultimo tocco di Boesso che però sbaglia la schiacciata e allora 15 pari di nuovo. Muccione con la schiappella alzata per la schiacciata fortissima di Boesso. 16-15. Muccione in battuta, il numero 10. Va Muccione a trovare Martucci, palla alzata, il muro sulla schiacciata di 7 che poi inganna anche il suo libero 2 Martucci, che non va fino a fondo quanto il numero 5 aveva mosso il piede. E allora 17-15. Muccione trovare 5, invasione da parte di Murant della Marino Pallavolo, 18-15 più 3 per il Cus. Va a chiedere spiegazioni Anellucci. Scusate, Finauri, il numero 4. Comunque in zona ascoltando Anellucci. Va Muccione a trovare Finauri, ancora Enna, palla alzata verso Sartirani, ancora il Enna, scusate, il numero 10 Muccione, ci prova Martucci senza successo. 19-15 per il Cus Cagliari. Sempre Muccione in battuta, il numero 10. Trova Martucci, palla alzata dall'altra parte, la lascia uscire Vitali. Tocca anche la rete, la Marino Pallavolo. 20-15 per il Cus Cagliari. Una Marino che dopo essere stata in vantaggio per buona parte del set la sta crollando sotto i colpi del Cus Cagliari. Ricordiamo Cagliari quinto con 26 punti in 12 giornate, 8 vinte e 4 perse. Marino Pallavolo con 12esima con 7 punti in 12 giornate. Muro di Boesso e di Sartirani per il 21-15. Cus Cagliari che viene da una sconfitta ma dopo 2 vittorie. Infatti ha vinto contro la Polisportiva Casale Bertone per 3-0, ha vinto le partite fa contro la Pallavolo 1000 Lazio Pallavolo 1951 3-0, è dovuta arrendere per 3-2 sul campo dell'Armuglia Virtus Roma. Adesso vuole il 3-1. Palla alzata dall'altra parte con la palombella dove c'è Muccione, palla ancora alzata verso Boesso, palla il Bagher che di Finauri che tocca il soffitto. 22-15 meno 3 per la vittoria del Cus Cagliari.
Muccione, qua il bugger dove c'è Vitali, bene il muro della Marino, palla alzata, è ottimo, ancora il duo Sartirani-Boesso scusate, al muro a fermare la schiacciata di Finauri. Sempre Muccione in battuta. La schiacciata ancora di Sartirani per il 24-15. Allora è match point per Muccione. Trova il bugger della seconda linea, ancora Muccione dopo il tocco del muro, Vitali ad alzarla, ancora muro della Marino, stavolta c'è il tocco, vince 25-15, il quarto e ultimo set il CUS Cagliari. Io rinnovo i ringraziamenti per le immagini ad Andrea Farris, ringrazio anche voi per averci seguito fino adesso. Enrico Mulas dal Palacus di Cagliari è tutto. Grazie per averci seguito e alla prossima.